Il taggio è fantastico finché... Per fortuna c'è Rebellato Medical Group. TG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario sportivo parlando di ciclismo. Dopo il grande successo della partenza da Oderzo, nella giornata odierna la carovana rosa è transitata per Longarone, fermandosi al Sacrario di Fortogna nell'ambito di una cerimonia con la quale il Giro d'Italia ha reso omaggio alle tantissime vittime della grande sciagura del Vajont che travolse e distrusse il Longarone il 9 ottobre del 1963. L'omaggio del Giro d'Italia al Longarone penso vada letto come un momento importante per onorare i morti, ma anche i sopravvissuti che non si sono arresi e con sacrificio hanno restituito alla loro valle quell'aspetto e quel benessere che oggi tutti hanno avuto occasione di vedere. Sono le parole del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. Cambiamo argomento, parliamo di rugby femminile. Dopo la soffertissima vittoria contro il Colorno in trasferta domenica scorsa, l'arredissima Villorba Rugby femminile si gioca l'accesso alla finale scudetto affrontando domenica 28 maggio alle ore 15:30 sul proprio campo il Colorno nell'incontro di ritorno. La formazione giallo-blu ha bisogno del sostegno dei propri tifosi e così come è accaduto per i ragazzi dell'Omar, le Ricce invitano i supporters ad andare allo stadio con i colori della squadra per dare vita ad un grande sostegno. Parliamo di basket giovanile, in particolar modo della Rooker Academy. Ecco gli appuntamenti del fine settimana. Sabato 27 maggio per la categoria Under 13 Elite, Pala 2 alle ore 18, si affronteranno Teziani Sperone e Rooker Academy. Per la categoria Under 14 Elite, sempre sabato ma con inizio alle 18:30, la sfida sarà Villafranca di Verona Rooker Academy. Ed ecco gli impegni del weekend del settore giovanile della Came Dossun. L'Under 15 sarà impegnata nella terza giornata della Coppa Veneto, domenica 28 maggio alla palestra Bruno di Mestre, dove alle ore 11 i ragazzi affronteranno il Bissuola. Sempre domenica alle 15 è previsto il raggruppamento dei primi calci alla palestra di Casier. E si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.